Con Andrea Brighenti, al termine di questa importantissima vittoria, la quarta del Chievo consecutiva. Brighe, ma per toglierti dal campo bisogna apperirti con la forza, perché anche al 90esimo hai detto, mister, io da qua non esco. No, dai, è un piacere, sempre piacere a giocare, il momento che stiamo bene e i risultati si vedono, quindi dobbiamo continuare così. C'è la voglia di tutti di dare una mano, di sacrificarsi, di aiutarsi, i risultati stanno arrivando, quindi dai, è un bel momento. Di questo trittico di partite chiuse al meglio, il Breno forse è stata la più tosta, anche un po' il campo pesante, una bella squadra di fronte e comunque questo però ha valore ancora di più i 3 punti di oggi. Sì, è una partita difficile. Il Breno per me è un'ottima squadra. Abbiamo sofferto tanto all'andata, abbiamo sofferto tanto oggi, venivamo da 3 partite in una settimana e bene o male eravamo questi, quindi abbiamo tenuto duro, abbiamo sofferto, poi abbiamo rischiato un po' il primo tempo, fatto un po' sottotono, poi il secondo tempo secondo me abbiamo meritato anche di andare in vantaggio, di essere in vantaggio. Però no, dai, non è un caso che gli episodi comunque stanno girando dalla nostra parte, siamo uniti e abbiamo voglia di stare insieme, abbiamo voglia di giocare, appunto di sacrificarsi e i risultati arrivano. E poi lì a 3 punti davanti comunque c'è la zona playoff. Sì, no, è normale, quando abbiamo fatto 5 vittorie nelle ultime 6, è normale che la classifica diventa più bella, ma a Breno l'andata o più o meno in questo periodo l'andata eravamo terzultimi, quindi dai, dobbiamo avere questo spirito, mantenere questo spirito, le partite le giochiamo tutte e proviamo a fare quello che stiamo facendo, cercando di vincere e fare più punti possibile. Poi vediamo, l'obiettivo è quello di migliorarsi, di fare bene, di vincere ogni partita. E poi dici per ultima un segreto, come fai? Comunque alla tua età non sei più un ragazzino, però come dicevi tu, 3 partite in una settimana, fino anche qui al 95esimo a combattere fino all'ultimo minuto e far vedere ai più giovani come si fa comunque. Ti dico la verità, io ho sempre vissuto per questo, cioè nel senso, ho sempre dato priorità al calcio, cerco di allenarmi bene, di fare le cose giuste, di fare le cose fatte bene e fortunatamente sto bene e quindi sono contento, dai. Grazie e continuazione. Grazie a te, ciao.